Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Sono le 7:30. Va ora in onda la rassegna stampa. Peace and love. Peace and love, fratelli. Pace e amore. Pace e amore a te. Piace amore, piace far l'amore a questo. No, alle 7:30 del mattino. No, dai. Magari è in un altro momento. Poi c'è Sammy Varini in onda. Peace and love. Pace e amore a voi, fratelli e sorelle. Sammy Varina anche oggi celebrerà quella che dovrebbe essere la rassegna stampa su Radio Libertà. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Peace and love, Davide. Peace and love alla redazione. Pace e amore a voi. A Sorreta mi ha risposto, no, per saperlo, no? Buongiorno, certo, buongiorno, buongiorno. Peace and love è la risposta di Matteo Salvini a tutte le polemiche di queste ore con Forza Italia, ma c'ha ragione lui. C'ha ragione lui. Noi certo abbiamo messo in pratica l'insulto preventivo, perché ieri vi ho chiesto che cosa direste se incontraste Tajani per strada, che cosa fareste, che cosa esclamereste, eccetera, ma gli insulti non ne sono mica arrivati. Sono arrivate tante belle meditazioni che ci fanno capire come, insomma, il governo ce l'abbiamo, possiamo fare tante riforme importanti, ma perché mai litigare? Anzi, i litigi ci rendono ancora più granitici. Guarda che è vero, Guarda che è vero. E infatti proprio questa cosa esce da molti quotidiani quest'oggi. Il buongiorno si sente dal Varin, ridendo e scherzando. Questa è l'unica rassegna stampa dove si può anche ridere e si può soprattutto inviare i vostri messaggi, dire la vostra su ogni argomento, qualunque cosa Sammy Varin dica o faccia, voi lo potete commentare. Come? Inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 340 67 09 659. Dopo le 9 di questa mattina apriremo anche le linee, quindi sentiremo anche la vostra vera voce. Intanto salutiamo chi si trova in auto in questo momento. Sapete, oggi c'è lo sciopero generale, quindi chissà che cosa succede. Chi non gliene frega assolutamente niente, pensa soltanto al Black Friday. Oggi è Friday e anche Black, più che Black è tutto bianco. Qui a Milano c'è un nebbione della miseria. Banchi, Black Friday, come evitare la leva potentissima degli acquisti impulsivi. Compro, cosa compro? È l'ANSA che scrive così, ragazzi miei. Io, dico, bisogna proprio comprare. E infatti Avvenire, tra poco ve lo leggo, c'ha un editoriale che dice: ragazzi, ma per favore, ma per piacere. Chiaro che se è roba scontata e scontata bene e devi fare regali di Natale, uno insomma in tasca non abbiamo così tanti soldi e forse è giusto approfittarne. Che ne dite? Prima domanda del giorno di Sammy Varin. Comprerete qualcosa in questi giorni? Perché poi lo sapete, il Black Friday non è quest'oggi soltanto, ma sono giorni e giorni. C'è qualcosa che comprerete? Un'americanata come Halloween? Sì! Buongiorno invece a chi non ha di questi problemi, se ne sta a casa, perché semplicemente magari è di turno più tardi e quindi non esce di casa alle 7:30 del mattino. Tranquilli, canale 252 del televisore, siamo in onda in tutta Italia, anche in video se il vostro TV è collegato ad internet. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà da App Store e ce l'ha sul telefonino e dove vuole, in qualunque momento schiaccia e si sente in tutto il mondo Radio Libertà.
Radio Libertà si ascolta anche sul sito radiolibertà.net, dove ci sono anche tante notizie interessanti, tante meditazioni sugli argomenti più disparati, anche le vostre, perché ci sono i giornali di Sammy Varin e nei giornali ci sono anche i vostri pensieri, quelli che io leggo quotidianamente. Un ultimo buongiorno a chi ci ascolta dai social, sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, buongiorno ai celoduristi della Lega, e naturalmente sul canale YouTube di Radio Libertà. Ho detto tutto? Sì, allora mi tuffo immediatamente nell'agenzia ANSA, che come vedete mette da spazio a questo Black Friday, come finirà, compreremo, non compreremo, ma il titolo principale è naturalmente quello che vi dicevo prima io: Forza Italia attacca, la Lega si dia una calmata, Salvini, tenetevi forte, state tranquilli, e questo è un termine che non tutti hanno osato dire, in radio e in televisione molti non hanno ripetuto questo termine, che è stato invece citato dal portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, attenzione, Salvini paraculetto, non paraculo, ma un po' più gentile, paraculetto, cioè uno insomma che si fa gli affari suoi, vuole sempre guadagnare qualcosa, eccetera. Salvini, ok? La replica di Matteo Salvini, signori, e qui siamo tutti noi quest'oggi, Matteo Salvini, io sono Salvini, tu sei Salvini, di là ci sono solo Mattei Salvini, la replica è peace and love, pace e amore. E questa è l'apertura dell'ANSA, hai capito? Non è che è un giornale di partito, non tanto, ecco, quindi sappiatelo. Attenzione, sul canone era una mancetta, specifica Raffaele Nevi, dopo aver dato del paraculetto al capo della Lega. Sul canone era una mancetta, quindi per quelli di Forza Italia loro giocano con altre cifre. Tajani risponde: nessun litigio, e c'è un'intervistona di Tajani gigantesca quest'oggi sul Libero, che naturalmente più tardi vi leggerò. Vediamo l'apertura dei siti elettronici: lo sciopero generale, il Corriere, stop a trasporti, scuola e sanità, chi si ferma, orari e fasce di garanzie, la mobilitazione che riguarda tutti i settori tranne il trasporto ferroviario, ok? È stata proclamata da CGIL e UIL per chiedere modifiche alla manovra di bilancio. Naturalmente fino a ieri in tarda ora c'era polemica, perché lo sapete, il TAR ha detto no al ricorso, ma avrebbe detto no al ricorso solo di alcune sigle, e quindi avete capito qualcosa? State accorti se dovete fare qualcosa nell'ambito pubblico, perché ci potrebbe essere qualche sciopero a sorpresa. Vediamo un po' il sito di Repubblica, ok? L'arcivescovo del Delfini, che io chiamo sempre Delfini perché il PH non c'è, il PH si chiama Delfini. Sammy Varin, malato sei, malato di H. A Milano serve più integrazione, basta con i catastrofismi. Oggi il cartaceo anche di Repubblica intervista l'arcivescovo di Milano, chiaramente ve la leggo perché riguarda i disordini a Corvetto, e proprio a Corvetto sono arrivati un po' tutti in queste ore, e questa sera ci sarà anche un presidio della Lega, questa sera alle 18, vi dico subito dove, così mamma mia, ho aperto il WhatsApp, ragazzi, già sveglia a quest'ora. Presidio a Corvetto, flash mob della Lega Milano, emergenza seconde generazioni, Milano abbandonata dal sindaco Sala. Oggi, venerdì 29 novembre, ore 18, Piazza Ferrara, Corvetto, ok? Chi è in zona, per favore partecipiamo, anche perché poi domani c'è quello degli antitutto. Cosa sono? Antifascisti, antirazzisti, cioè, non la vedo bella la situazione. Dopo ve la leggo, una cosa alla volta. Dicevamo quindi sito elettronico di Repubblica, intervista a
Pini, ma in primo piano c'è anche Piantedosi che promette l'arrivo di 600 agenti, 600, e dice che comunque non c'è tutta questa emergenza, eccetera. Sala, ma la repressione da sola non basta. Cos'altro ci vuole? 3406709 chiaramente aspettiamo anche da voi qualche consiglio. Date un consiglio a Piantedosi e soprattutto a Sala, il sindaco di Milano, anche perché queste cose non riguardano solo Milano, ragazzi, lo sapete benissimo, riguardano anche la vostra città, grande o piccina. Che consiglio avete su questa situazione baby gang? Questi che fanno il cavolo che vogliono, si sono sostituiti ormai alle vecchie generazioni di immigrati che arrivavano dal sud e che a volte un po' di legalità nell'illegalità riuscivano a mantenerla. Adesso con tutti i figli del barcone, seconde e terze generazioni, e questi fanno veramente quello che vogliono. Perché? Perché, dici, ma lo facevano anche prima i meridionali che erano arrivati qua? Non mi pare. Oppure sì, queste sono meditazioni molto particolari che Sammy Varin vi lancia questa mattina, anche perché vi parlo su un canale molto importante per la Lega, per il centrodestra e anche come laboratorio politico. Che cosa è cambiato nelle periferie delle grandi città e perché questi immigrati li mettono tutti nelle periferie? Quante domande che vi faccio, ma c'è un motivo? Ma il primo motivo, perdonami, col cuore in mano, è che la vita in centro costa un fracco di soldi in più, secondo me. È vera sta roba? 3406709 oggi sono ben pensante, mamma mia, ben pensante Sammy Varin. Guarda il ben pensante dove ti porta, sul quotidiano Avvenire. Già, perché il titolo principale di Avvenire, oltre a Caivano parte la fase 2, sgomberi ad alta tensione con l'esercito, tra invettive della gente e un imponente schieramento di forze dell'ordine, sono stati sgombrati a Caivano 36 alloggi occupati abusivamente da altrettanti nuclei familiari. In tutto 132 persone, tutte senza requisiti, sia per questioni di reddito, sia soprattutto per i precedenti penali. Intanto a Milano, vertice in prefettura tra il ministro Piantedosi e il sindaco Sala dopo la tensione nel quartiere del Corvetto, promessi 600 poliziotti in più. Cioè, a Caivano stanno sgomberando le case occupate illegalmente e quasi tutti sono mafiosi o collegati comunque con questa gente. Questo non lo dice nessuno quest'oggi sui quotidiani, quindi era giusto. In centropagina Avvenire ai migranti, blitz sui flussi, stop a 3.000 domande, il provvedimento dei PM di Salerno consentono un giro di vite alle prefetture, un segnale chiaro secondo Calderone. Insomma, sono state revocate le istanze che erano state presentate da 132 aziende negli ultimi anni, nel mirino sodalizi criminali, praticamente il click day, e questi ce ne facevano magna, imbrogliando. Attenti ad Avvenire perché di spalla c'è l'editoriale di Luigino Bruni a proposito del Black Friday, il nuovo culto del self-regalo. Vi leggo solo 3 righe, vi rendete conto? Tra le molte feste della religione capitalista, il Black Friday è quella che presenta una purezza cultuale perfetta che ci consente di capire dimensioni di questa nuova religione che vediamo con minore limpidezza in altre feste ormai trasformate o assimilate come il nuovo Natale o il vecchio Halloween. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che la mentalità del consumo fa parte di ogni esperienza religiosa. Il culto, la liturgia sono sempre state anche esperienze di soddisfacimento di bisogni del corpo, non dell'anima. Basti pensare anche a una messa cattolica dove tutti i sensi sono stimolati: udito con i canti, vista con l'arte, olfatto con gli incensi, io ne brucio tantissimi in casa, gusto, pane, vino, tatto,
statue di santi. Nelle religioni la dimensione spirituale è solo una tra le tante, nemmeno quella più importante. I nostri nonni che riempivano le chiese, le nonne soprattutto, e popolavano le feste religiose, bello usare l'imperfetto, non erano interessati alla mistica né all'ascetica, non cercavano la contemplazione delle realtà celestiali. La messa domenicale e altre feste di precetto erano soprattutto la celebrazione del legame sociale, della vita, un'esplosione di corpi, di abbracci, di danze, di grandi pasti collettivi, di eccesso, di spreco, di dépense, di trasgressione, del bisogno di un giorno diverso. I santi e Dio erano la scusa per fare la festa e le processioni, ma i protagonisti principali della festa erano altri. Se lo guardiamo bene, il Black Friday presenta infatti tutti i caratteri antropologici e sociali degli antichi culti religiosi. Strana meditazione. Il primo riguarda la stessa importanza essenziale delle feste. Il cristianesimo non divenne Christianitas per l'editto di Milano del 313, non lo divenne neanche per la teologia né per i libri e i dogmi. L'operazione decisiva fu l'occupazione prima dei vecchi templi greco-romani e poi soprattutto la sostituzione delle vecchie feste popolari romane, celtiche, etrusche, picene, sabine. La cultura nasce dal culto, ci ricordava nel 22 Pavel Florensky. Una cultura significa processioni con baldacchini da trasportare e i fuochi da sparare, oggetti da toccare con le mani, statue da bagnare con le lacrime e la loro ripetizione ciclica annuale. Anche il Black Friday è nato come festa di processioni davanti ai negozi. Il bisogno di toccare l'oggetto, lacrime per aver ottenuto l'oggetto tanto desiderato, una festa popolare molto affollata. Negli ultimi anni però si stanno verificando importanti novità che ne stanno velocemente cambiando la natura. Prima però soffermiamoci su un elemento da non sottovalutare e ti tira fuori il mondo cattolico, la controriforma, eccetera. Si va sul lungo, mi fermo, ok? Però interessante questo parallelo tra Black Friday e quello che succede con la cultura cattolica, la religione cattolica, tra feste, processioni. Io sinceramente, a me pare una strunzata, però ditemi voi, no, giustamente è una rassegna stampa con partecipate al 340 67 09 659. Che articolo vi ha letto Sammy Varin? Dove ci vogliono portare questi di Avvenire, che sono tutti pretoni, eccetera? Punto di domanda. Ma questo Black Friday, che cosa ci sta portando il Black Friday? Che ci porta, insieme ad Halloween chiaramente, e questa cultura americana, la cultura del consumismo, e non sapete cosa non ha detto Rizzo, mamma mia, il comunista, tacciamo di infinite cose. Questa non è la radio di Rizzo, quindi neanche di Zelensky, lo dico per quelli che mi stanno già scrivendo: come mai oggi non chiedi un saluto, un apporto, un qualcosa di più? Soldi, è vero. Radio Libertà, me l'avete fatto venire in mente, aspetta un vostro contributo per Natale e fateci un Black Friday, e che cavolo, barboni, straccioni, pezzenti, cosa ve ne devo dire? Peace and love, mi rispondete? No, scherzi a parte, lo sapete, la nostra radio vive con il vostro aiuto. Chi ci sponsorizza, come la Lega Salvini Premier, e chi ci fa un bonifico attraverso il sito radiolibertà.net, chi va in posta e ci dà una mano attraverso il conto corrente postale 37671294. Io rido, scherzo, ma alla fine per campare questa radio ha veramente bisogno di voi, per cui un grazie a chi deciderà di sostenerci anche venendoci a trovare nei nostri studi. Siamo a Milano, via Bellerio 41, zona Affori, non siamo a Corvetto, Affori. Potete tranquillamente venirci a trovare in qualunque momento del giorno, fino alle 21 siamo aperti, e oggi, tra parentesi, di ospiti, ragazzi, ne avremo tantissimi. Oggi c'è anche la musica indipendente. Oggi avremo un artista che arriva dalla provincia di Pisa, Patrizia Carlotti. Poi avremo il ballerino, il John Travolta italiano, Lele Di Nero. E poi la giovanissima Valentina Cassano, che è uscita in questi giorni con una nuova canzone,
proprio nella settimana contro la violenza sulle donne, dal titolo Adesso grido forte. Sono soltanto degli esempi per dirvi che la nostra radio è sempre molto molto frequentata e la cosa chiaramente mi piace. Vado sul sito del Corriere? Sì, e chiaramente a proposito di Peace and Love, di Paraculetto, questi di Forza Italia sono veramente gentili, potevano dire paraculo e dirlo a Salvini come dirlo a ognuno di noi, ha detto Paraculetto. Peace and love, assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ragazzi miei. Vorreste uscire dal governo? Rispondete a questa domanda, cioè per un paraculetto, sì vabbè, da quest'estate che loro ce la menano, mettono i puntini sulle i, sull'autonomia, e poi adesso vogliono rilanciare ancora con lo Ius Soli, sappiatelo, eccetera. Però, cioè, litigare su robe del genere, e tu dici, ma se non litigate su questo, su cosa litigate? Way! Allora, volete far andare sulla Schlein? Ditemelo subito, 340-6709-659. Tanto per cambiare argomento, il titolo del Corriere è Scintille tra Lega e Forza Italia. Lite sul canone Rai, poi Tajani e Salvini frenano, Meloni e le tensioni, pranzo al Colle. Passa con la fiducia al decreto fiscale, nell'incontro riservato al Quirinale si è parlato anche di manovra e guerre. Nordio ritira la norma, stop alla stretta, libertà di parola per i magistrati, e poi dopo la rivolta, caso Corvetto, a Milano 600 agenti in più. La riflessione con Liliana Segre, attenti alle parole, a Gaza crimini gravi, non un genocidio. L'editoriale di Francesco Verderami si intitola Di sfide pericolose, mentre il caffè di Massimo Gramellini è il nemico del mio nemico. Sì, indovinate di chi parla? No, di Salvini o di Tajani, no, di Fedez, che pur di farsi notare, ultimamente ce ne eravamo un po' dimenticati di Fedez e stavamo così bene, è ritornato a parlare. E che cosa ha detto? Ci ha tirato in ballo la Lega, o comunque lettori che votano a sinistra mi scrivono sorpresi e indignati perché Fedez ha detto alla radio che preferisce Vannacci a Ellis Line. A parte che quello del rapper non era un giudizio politico ma tecnico sulle capacità di comunicare dei due soggetti, uno becero ma chiaro, l'altra educata ma vaga, quindi Vannacci sarebbe becero secondo Gramellini ma chiaro, la Schlein educata ma vaga, talvolta ai confini dell'oscurità, sempre la Schlein. Però non capisco lo stupore, scrive Gramellini sul Corriere, basta ascoltare le sue canzoni e osservare le sue frequentazioni per rendersi conto che Fedez non è Guccini. Eppure la sinistra dell'onorevole Zan e anche di tanti opinionisti ne ha fatto per anni un campione dei diritti civili, una vittima della censura di destra e altre amenità surreali. Chissà da quali oceani di disistima nasce questo bisogno dei nostri progressisti di cercare i propri modelli sempre lontano da sé. Trasformarono in baluardo della sinistra persino Montanelli, dopo averlo etichettato per una vita come bieco reazionario, e solo perché il grande Indro era entrato in rotta di collisione con Berlusconi. Hanno ripetuto lo stesso schema con Fini e poi in mille altre occasioni con personaggi via via sempre meno qualificati al compito, fino a sprofondare nel ridicolo con la dottoressa Boccia di San Giuliana Memoria, trasformata in un'Anita Garibaldi per meriti acquisiti sul campo. Creava un problema alla Meloni. Ma il nemico del tuo nemico non è mai un tuo amico, è soltanto un compagno, tra parentesi di viaggio, che ti usa come un taxi e poi scende quando gli fa comodo, di solito senza neanche pagare la corsa. Te capì? L'editoriale di Massimo Gramellini sul Corriere. Un saluto a Fedez, ha bisogno assolutamente di ritornare in campo, ma gli basta una canzone e vedi che rientra subito in campo. Lo molliamo il Corriere? Lo molliamo, sì, c'è il Fatto Quotidiano, ma ci sono già i vostri WhatsApp che stanno arrivando al 340-6709-659. Commenta, assolutamente sì. Mi ero dimenticato, roba importante sul Corriere.
bombe in Ucraina sulle centrali di energia, 1 milione al buio. Putin minaccia le sedi governative di Kiev. Ragazzi miei, zitti zitti, quatti quatti, se non si fa qualcosa anche su questo fronte. Il Fatto Quotidiano: censura ANAC, non trasparente l'appalto per i SUV, le auto blu di lusso a 300 dirigenti RAI. Audi, Tesla, BMW, Mercedes ai manager 1.050 euro al mese, 2.000 litri di benzina l'anno. È tanto per farci arrabbiare ancora un po' con la politica, che non c'è. Cosa vuoi che sia? Un'auto blu, e dategliela quest'auto blu. Il giornale, via, il giornale. Andiamo con lo sciopero di pochi che blocca tutto il paese. Oggi l'ennesima agitazione, protestano per l'economia di guerra, il TAR no al ricorso contro la precettazione. Si fermano tutti i settori oggi, pubblici, privati, tranne il trasporto ferroviario, come aveva già scioperato domenica scorsa. Beh, però scusa, anche i medici avevano scioperato. Servizi a rischio nella pubblica amministrazione, nella sanità, nel comparto dell'istruzione, scuole e università, nei servizi di rifiuti e pulizia. Resta però la scarsa consapevolezza del perché si sta mettendo in piedi questo sciopero solo nel nome generale. È uno sciopero politico contro la manovra economica varato quando ancora non si conoscevano i contenuti della legge, è vero, non era ancora chiaro nulla. Siamo sul quotidiano Il Giornale, la tensione nella maggioranza, la premier da Mattarella, ancora scintille Lega Forza Italia, ancora una fiammata di schermaglie, si chiamano così, tra Lega e Forza Italia. Poi in serata arriva la pace che rimette il centrodestra su una rotta di navigazione più tranquilla. Conta in questa storia anche l'incontro tra Giorgia Meloni e Mattarella. Di spalla sul Giornale l'allarme Milano, 600 agenti in arrivo, Piantedosi, reati il 65% commesso da stranieri. Frase interessante. La profezia, oggi il giornale è pieno, se vi interessa la situazione in quella zona di Milano dove ci sono stati disordini e speriamo bene questo sabato c'è una manifestazione. Oggi il giornale, sacro quotidiano Il Giornale. La profezia, cosa diceva Sala 8 anni fa? Rischio banlieue, agiamo subito. Quanti anni? 8 anni fa. Il reportage con Filippo Facci, la falsa integrazione del corvetto. Questo e d'altro sul quotidiano Il Giornale, che ha l'editoriale di Vittorio Macioce intitolato Il venerdì nero del sindacato, e l'intervista con l'ex compagno di Giorgia Gianbruno. Le scuse in TV, mi sono vergognato. Devo dire che nel caso del settore cultura ci sono novità, per fortuna, su quei film pagati dallo Stato che non vede nessuno, e non vede mai nessuno molto spesso perché non sono neanche mai usciti. Film mai usciti e incassi inesistenti, il Ministero ferma i furbetti del cinema. Quindi piatto ricco, micificco sul quotidiano Il Giornale. E dai cavolo, tra pochissimo ci tuffiamo dentro perché sulla situazione corvetto veramente ci sono tanti fatti da lanciarvi nell'etera. E a proposito di quotidiani non famosi, che però è il manifesto, li vogliamo bene al manifesto. Io almeno vorrei che almeno un ascoltatore di Radio Libertà oggi uscisse di casa e andasse ad acquistare il manifesto. Incendiari sono quelli del manifesto, in senso buono naturalmente, e infatti titolano quest'oggi Red Friday, il venerdì rosso come il fumogeno che ha in mano questo signore, chiaramente come le proteste oggi con lo sciopero generale. Sciopero generale, oggi CGIL e UIL chiamano all'astensione dal lavoro contro la manovra del governo Meloni, cortei in tutta Italia, si fermano anche i sindacati di base, studenti, ricercatori, occupato il CNR, una giornata di lotta che rimette al centro le vite e non i consumi.
c'è anche l'Ucraina, Europarlamento con l'elmetto, a Strasburgo passa la mozione per i missili a lungo raggio, il PD si divide e dice sì. Questo il quotidiano Il Manifesto Red Friday, ma già che ci sono faccio in tempo anche a leggervene un altro, dai che lo rivado a beccare, ce n'era un altro con il titolone bello è l'Unità, e oggi Amplen, signore. Il quotidiano L'Unità quest'oggi apre con la rivolta sociale inizia oggi, ma serve anche la rivolta politica, cioè dimmi se non sono o non sono incendiari questi. La rivolta sociale inizia oggi, ma tra parentesi serve anche la rivolta politica. Boh. E poi siamo qua, ci lamentiamo che ci sono violenze in piazza, che bruciano il fantozzo di questi, di quella, cioè dove stiamo finendo? A voi l'ardua sentenza, certo. 340-6709-659. Adesso ci sono 2 minuti di canzone di pausa, perché è una roba veloce, è un pianista ma è in gambissima, signori. Roba buona con John Batiste, e poi leggo i vostri WhatsApp, quindi il primo che mi invia un messaggio al 340-6709-659 tra poco lo sente in onda. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La sinfonia numero 5 di Beethoven, questo è un pazzo, John Batiste, è uscito in questi giorni con un nuovo album, è un pazzo ma famosissimo in tutto il mondo, tranne che qui in Italia. Sì, un intero album in cui risente completamente Beethoven. Beh, chiaro che questa sinfonia numero 5 non ebbe un grande successo nel 1808, non la cagò molta gente, forse perché scrive Wikipedia quella sera faceva freddo, fatto sta che poi pian piano divenne una delle più grandi e acclamate sinfonie della storia della musica. Sinfonia numero 5, Stomp, John Batiste, la trovate facilmente sugli store digitali e naturalmente su YouTube, fa parte di quegli artisti indipendenti sconosciuti
magari molto famosi come in questo caso in giro per il mondo, ma che assolutamente qua in Italia nessuno trasmette. Poi, chiaro, un certo tipo di musica non esiste proprio sulle radio cosiddette blasonate. 2 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, buonasera anche a chi ci segue in replica, perché questa rassegna stampa, il meglio o il peggio, praticamente tutta questa rassegna stampa o quasi, va in onda in replica la sera dalle 20 alle 21, ma prima di proseguire con i quotidiani oggi in edicola, prima di leggervi gli approfondimenti del quotidiano Il Giornale sulla situazione che c'è a Milano e c'è sempre stata da decenni, adesso forse se ne accorgono nel fattore sicurezza, leggiamo un po' di vostre meditazioni. Peace and love a tutti voi. Buongiorno mitico Sammy, se oggi dovessi incontrare il Bamba Landini, il Bamba Landini, che cosa direste al Bamba Landini quest'oggi? Attenzione che il titolo di libro non ve l'ho ancora letto, ma è potentissimo, quasi da querela. Davvero. Se oggi dovessi incontrare il Bamba Landini, gli direi che ci sono Landini e Lavandini, quelli adibiti ad arredare i bagni, ad esempio delle nostre case, e altri destinati ad essere collocati nei cessi delle stazioni. No, mi devo fermare, perché qui andiamo, tira in ballo anche Tajani. No, non ci permetti. Peace and love, Daniel. Amore, facciamo l'amore. Stiamo sempre scherzando, lo ricordiamo, e questa è una rassegna stampa assolutamente non seria. E non è neanche una vera e propria rassegna stampa, è un imbroglio, ve lo dico subito. Se vi siete sintonizzati, pensavate di avere una rassegna stampa, vi abbiamo imbrogliato. Però grazie, perché state facendo veramente un'opera di convincimento verso parenti, amici potentissima, mi scrivono dicendo ma mi hanno detto di ascoltarvi, e la cosa è stupenda, ragazzi, non pensavo veramente. Ciao Sammy, il nostro Salvini sarà anche un po' precipitoso nelle sue dichiarazioni, ma non si può negare che spesso ci azzecca. No, sempre, caro mio. Vedi Trump, Netanyahu, banche, scioperi. Chi non fa, non falla. Teniamocelo buono il nostro segretario, ci scrive Mario. Beh, Mario, davvero, non si può dire di tutto, tranne che la Lega non sia da sempre troppo, dobbiamo metterlo tra parentesi, avanti, fin dai tempi di Bossi. L'abbiamo anche pagata questo essere troppo avanti, però abbiamo messo sul tavolo problematiche che poi si sono rivelate vere. Sì, tu dici, ok, la ragione alla fine dei fessi, però, sì, è proprio così. Il corvetto è edilizia popolare costruito nel ventennio, sì, proprio dal Crapone, quindi gli antifascisti vanno a manifestare per difendere quello che fece il Duce, ma no, vanno davanti solo alle cose erette negli ultimi anni, ok? Le biblioteche, luoghi di incontro, no, quelle erette dal Duce levitano. Luca, ciao Sammy, i miei nonni mi dicevano che in tempo di guerra i primi pidocchi non creavano problemi, poi le seconde e terze generazioni di pidocchi creavano seri problemi e quindi si passava a disinfestare l'area con il fuoco. Che la storia si stia ripetendo. Si dice a buon intenditor poche parole, caro Luca, ma è secessionista questo. Diamo fuoco a tutto qua. No, e quelli lo vogliono fare oggi, gli amici della CGIL, ragazzi miei. Zitti, quatti. C'è Mauro che vuole dire qualcosa, glielo facciamo dire, dai, sul cursore, sentiamo cosa ha da dire Mauro il filosofo. Buongiorno Sammy e Buongiorno. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Buon. Il problema dei migranti che delinquono è dovuto fondamentalmente all'impunità. È vero. L'impunità voluta dalle istituzioni. E sappiamo di che istituzioni stiamo parlando. Bisognerebbe iniziare a creare delle carceri particolari, integrative, nel senso che siano dotate di grandi spazi dove possiamo inserire appunto questi appartenenti a baby gang, minorenni, cioè gente ancora recuperabile, e impegnare la loro giornata in lavori di tipo metalmeccanico, ligneo, agricolo. Wow. E una parte della giornata, oltre a questi tipi di lavori che sono pesanti e formano
la persona una parte della giornata che sia dedicata allo studio dell'italiano, della storia e Non è male. dell'educazione civica e della Non è male. matematica. Eh. Qualche annetto così Ordine e e disciplina, forse insomma. recuperiamo queste persone, le rendiamo più civili Mm. e ovviamente con quello che producono si devono mantenere in carcere, non dobbiamo mantenerli noi. Certo. Servirebbero cose di questo tipo anche per chi fa dei furtarelli, perché con un furto tu Dentro. danneggi una casa per migliaia di euro, per esempio, e anche l'emotività delle persone, perché oltre a sentirsi violate nella loro proprietà privata, molto spesso vengono private di monili, di ninnoli che rappresentano un valore affettivo enorme. Vero. È assolutamente giusto. Grazie, assolutamente sì, ordine e disciplina, e questi sono i consigli che vi ho chiesto su come si potrebbe risolvere la situazione in Corvetto e soprattutto in gran parte delle città dove la sicurezza ha troppi punti interrogativi. WhatsApp al 340 6709 659. Sammy Varini in rassegna stampa tra poco ricomincia a leggervi le pagine dei quotidiani. Prima però c'è Roberto. Conosco gente di centrodestra che ha votato un sindaco di sinistra a Milano piuttosto che non votare la Moratti, quindi piuttosto che votare la Moratti ha votato centrosinistra. Ocio a chi candidiamo. È vero, e infatti non candidiamo nessuno, facciamo vincere direttamente il centrosinistra. Purtroppo sarà sempre peggio, ok, 600 poliziotti in più ma che possano anche agire. Purtroppo Forza Italia farà cadere il governo. Peace and love. No, scherzi a parte, la sapete sta cosa che il carabiniere che guidava l'auto che stava cercando di beccare i due che scappavano in moto a Corvetto è indagato. E questo sta facendo un po' di polemicuzza, non devo dire sui giornaloni quest'oggi, sui giornaloni non c'è polemicuzza, in realtà pissi bao bao, ve lo dico chiaramente, cioè perché è stato indagato? È una cosa dovuta come sono indagati anche gli altri, il morto è morto ma quell'alter l'è indagato, e dice una cosa dovuta. Ma perché una cosa dovuta? Per fare l'autopsia al povero ragazzo di 19 anni morto. E qualcuno pissi bao bao mi ha detto: ma scusami, cioè non è successo niente che occorra fare l'autopsia in questi casi. Perché l'autopsia? Qualche dubbiettino. Intanto il carabiniere che guidava l'auto è indagato, quindi vuol dire che si dovrà pagare un avvocato, e la buona notizia però è che stanno raccogliendo soldi in tanti proprio per pagare l'avvocato, perché si devono pagare anche l'avvocato, le forze dell'ordine, se lavorano, se fanno quello che gli chiediamo, si devono pagare l'avvocato. Allora, se non fanno niente, perché non fanno niente? Se fanno qualcosa, si devono pagare l'avvocato. Ditemi un po' voi. Allora, ci vuole un bel coraggio anche fare i carabinieri, poliziotti, eccetera. Fatemi mandare un abbraccio a queste categorie. Gramellini, lo squattrinato del padrone. Là, come vi siete svegliati acidi questa mattina. Sammy, anche qualcosa del fatto, grazie. Avete anche un IBAN? Che domande. Certo. Vai sul sito radiolibertà.net, clicca sostienici e salta fuori l'IBAN per farci una qualunque donazione di 5 euro. Sono contentissimo. Scrivete per Sammy Varin che mi piace la sua rassegna stampa, o di 200, quanti 400 euro ce ne voleva dare il tizio ieri, se ritorna Giulio Cainarca a fare la rassegna stampa. Infatti una mattina di queste lo chiamiamo, gli facciamo leggere un titolo a Giulio Cainarca, 400 almeno 200, barbone, straccione. Sì, fuori da questa ammucchiata, purtroppo non c'è nessun'altra possibilità. Mai lashline al governo. Cosa vuol dire? Che dobbiamo uscire? No, mai lashline al governo, stiamo qua, peace and love. Ma anche perché davvero, cioè si sta litigando su delle cavolate che si possono sistemare, cioè la storia dei 20 euro, e vabbè, per quelli di Forza Italia lo ricordiamo, non sono niente. Forza Italia il grano ce l'ha, sì, che arriva dalla famiglia Berlusconi finché arriva, e
ma su altre argomentazioni come l'autonomia possono fare gnigniero, ma è nel programma e quindi sì, va bene, c'è da sistemare qualche cosa, eccetera, ma si fa. C'è poco da fare. Neanche un'auto blu di marca italiana. In Francia e Germania questo sarebbe inconcepibile. Vero, vero, vero. I nostri big, i nostri politici, tutta roba straniera. Buona giornata a tutti. I forzisti coi portafogli pieni se ne fregano dei cittadini che faticano ad arrivare a fine mese. Galoppini dei berlusconcini rosseggianti. Questa è un'offesa grave. Corvetto, la banlieue milanese, grazie zecche traditrici. Attenzione, che domani c'è la manifestazione degli antirazzisti al Corvetto. Non oso pensare. Avvenire, il giornaletto del sinistrismo bergogliana che segue Karl Marx, Maometto, Buddha, Pachamama, stregoni ululanti, Sodoma e Gomorra e si rinnega Gesù Cristo. Oh, l'ha scritto lui e non sono stato io. Forza Italia, dei paraculetti fanno proprio molto schifetto. D'altronde ti dico, sarebbe da intervistare questo Nevi, si chiama è il portavoce di Forza Italia, che fino adesso non portava proprio nessuna voce, meglio che stesse zitto, perché se quando parla dice ste cazzate, paraculetto gli ha dato a Salvini, poi dopo ha chiesto scusa dicendo no, se mi avete capito male. E come ti dovevamo capire se gli dai del paraculetto a Salvini, signori? Ma neanche i nostri ascoltatori più comunisti, più piddini danno del paraculetto a Salvini. Ora, come si può prestare attenzione ai ragli di uno strafatto come Fedez? È soltanto i grossi e grassi mass media, perché è tutto un magna, come si dice da queste parti. Ancora, sono abbonata alla Verità Digitale. Bene. Perché? Perché ci sono gli anziani che magari hanno anche problemi a deambulare e che non possono uscire di casa. Brava, spezziamo una lancia, quindi anche per internet, che quando funziona serve davvero. Però mi raccomando, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 80, un girettino ce lo facciamo quest'oggi e andiamo a comprare un giornale che magari vi ho invogliato un attimino a sfogliare, capito? Ce ne sono di interessanti. Sicuramente quello di quest'oggi più voglioso è Il Giornale. Tra poco vi leggo all'interno che cosa si scrive su Corvetto. Lo sciopero parziale non generale di CGIL, più i tanti satelliti rossi, e incredibilmente la UIL non avrà cotante adesioni e in cambio farà perdere il salario a chi partecipa per ottenere 0. La cosa più incredibile, a fronte del fatto che gli aumenti salariali sono previsti e tanto altro. Quando era la sinistra, niente, ci scrive Pier dalla Romagna. Cesare da Treviso, ci siamo riempiti di minori non accompagnati, adesso sono maggiori e incominciano a vederne gli effetti. Vero, sì, e soprattutto comandano sui nostri giovani. Questa è la cosa che mi fa più paura. Sono loro i capibranco e insegnano ai nostri giovani com'è bello essere maranza. Ai miei tempi si diceva tamarretto dalla febbre del sabato sera, in quegli anni, fine anni 70 si usava dire questo termine, e ancora adesso c'è tamarro, ma maranza è più bello. Maranza ha un qualcosa veramente di più selvaggio, di più sporco, di più immigrato. Sì, è certo, in Maranza gran parte di questi sono i me, ma anche i nostri imparano a fare i Maranza e si mettono in tasca il macetino, il coltello, perché in certe zone di Milano se non hai un coltello come ti difendi? A questo punto tiriamo fuori le pistole come in America. Che cosa aspettiamo? Non è vero che nelle città con più o meno 100.000 abitanti gli extracomunitari sono in periferia, al contrario, hanno occupato il centro distruggendolo. Gli italiani scappano in periferia, negozi italiani sostituiti con orrendi negozi di gente di tutto il mondo. Antonia dice questa cosa, cioè che vanno anche in centro ormai, ci sono anche in centro. Secondo me non sono
abitanti. Sono i Maranza che immigrano temporaneamente nel centro di Milano perché è più figo, e poi chiaramente c'è più frinfron danaro, riesci più a rubacchiare qua e là qualcosa di costoso in periferia, cosa vi rubacchiate tra di voi, insomma, capisci? Per questo che arrivano non soltanto Malanza, immigrati neri, capito? Quelli neri, razzista in senso buono, ma anche i latinos, eccetera. I latinos non se ne parla, ma sono delle band cattivissime se non fai quel che dicono loro, zitti, poi comandano loro. Buongiorno, ma non sarebbe meglio fare una rassegna stampa evitando inutili pagliacciate? Tanto la cronaca sia sociale che politica ne è già piena. Hai ragione Ambrogio, hai ragione, però questa è una rassegna stampa che non è una rassegna stampa, è un qualcosa di diverso, è un qualcosa che cerca anche di aggregare quelli come te che sentono il bisogno. Vi faccio scappare qualcosa, non so cosa, ma qualcosa vi faccio scappare, e io sono contento che ci sia anche Ambrogio ad ascoltare questa rassegna stampa, tanto che alle 8:17 mi rituffo nei quotidiani, ma se avete scritto qualcosa non cambiate stazione perché poi ve li leggo, e questa sera dalle 20 alle 21 va in onda la replica e io sono in onda ancora alle 11 e pure a mezzogiorno. Ma quando cazzo te ne vai, Sammy Varia? Non me ne vado, oggi sono qua tutta la mattina. Il giornale, vi dicevo, bello, all'interno del quotidiano Il Giornale c'è l'emergenza sicurezza, e sul caso Corvetto va che, mamma mia, solo 8 anni fa c'era l'autoprofezia di Sala. Cosa diceva Sala 8 anni fa? Agire sulle periferie o saranno banlieue. Nel 2016, quando era candidato, indicava la ricetta: più uomini, vigilanza aumentata, anche tecnologia per riportare cultura e iniziative. Poi qualcosa è andato storto, e guarda qua di fianco, facci vedere la pagina del quotidiano del Giornale, e questo è quello che è andato storto. Capisci? Che cosa è andato storto? Che i Maranza fanno quello che gli pare perché vengono perdonati dal sistema, attenzione, mica da Sala, perché ci sono poi anche i giudici che li perdonano, è chiaro. E poi Sala probabilmente ha dovuto cambiare idea, o forse non l'ha cambiata idea, è ancora di questo avviso, ma è ostaggio della sinistra, e della sinistra senza la quale a Milano non si governa. E domani sera, signore e signori, se non sapete cosa fare, domani sera c'è una bella fiaccolata per la verità su Rami, ok? Domani si svolge a Corvetto, naturalmente, in piazzale Gabrio Rosa, una fiaccolata per Rami e Fares, i 2 ragazzi coinvolti nell'incidente in cui ha perso la vita il primo, Rami, durante un inseguimento dei carabinieri. L'iniziativa è organizzata dal coordinamento antirazzista e finalizzata a sostenere famiglia e amici nella richiesta di indagini rigorose per accertare la verità dei fatti. E ricordiamo, questo è un mio pensiero, lo dico io, mi prendo la responsabilità. Secondo me, il fatto che sia indagato il carabiniere che guidava l'auto e che correva dietro ai ragazzi in moto, e il fatto che sia indagato, che ha calmato un po' la situazione. Lo hanno indagato per quello. Non vi viene il dubbio? Oh, dai, non sobillare, Sammy Varia. Non vi viene il dubbio che sia stato indagato proprio per questo, così tutti questi amici di Rami se ne stanno, che non sono molti amici di Rami. Lo stesso padre, signore, ha detto: ma questa che gente è? Forse più giusto, più normale è il papà di Rami. E cioè, questi facevano un casino della miseria per giorni. Hanno indagato il carabiniere, atto dovuto, chiaramente, tutti buoni e zitti. Fino a domani sera, speriamo bene, ragazzi. Domani sera arrivano gli antirazzisti a fare la manifestazione, perché chiaramente tutti noi che non siamo neri siamo razzisti. Intanto è stato emesso
è stato messo agli arresti domiciliari con l'autorizzazione a uscire per andare a lavorare il 21enne montenegrino arrestato la notte tra lunedì e martedì dalla polizia con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale pluriaggravata per i disordini legati alla protesta per la morte di Rami. La GIP di Milano ha convalidato l'arresto e ha emesso la misura cautelare meno grave rispetto a quella della custodia in carcere. Il giovane ha ammesso di aver preso parte alla violenta contestazione sfociata in scene da guerriglia, ma di essersi trovato in mezzo per caso, di essere stato trascinato. Lo hanno trascinato. Quella sera era arrivato da San Siro al Corvetto, dove abitava il 19enne egiziano morto nell'incidente stradale in via Bernardo 40 dopo un inseguimento con i carabinieri, solo per deporre un fiore in ricordo del ragazzo che conosceva per una comune frequentazione in un centro diurno per minori. Ok, era andato solo per deporre un fiore. Poi il fiore non so in che cosa si è trasformato, in un coltello, e comunque ha cominciato a devastare, a dar fuoco, e è stato trascinato. E se domani sera se avete qualcosa da fare, andate ovunque, ma non in Corvetto, perché ci sono gli antirazzisti che fanno la festa se siete di colore bianco, se siete fromage. Il reportage di Filippo Facci, quest'oggi siamo sempre sul giornale, la notte muta del Corvetto tra falsa integrazione e criminali non organizzati. A cassonetti spenti e risse sedate, in quelle strade restano gruppi di ragazzi che sono solo modernamente poveri. Interessante, ve l'ho detto, oggi si esce di casa e si compra il quotidiano Il Giornale, che poi riporta la frase di Piantedosi: il 65% dei reati a Milano è commesso da stranieri. Piantedosi invia 600 agenti, gli immigrati sono il 20%, c'è un problema di integrazione. Sala, i disagi ci sono, non lo nego. Situazione preoccupante per delinquenza e degrado, ma non avremo le tensioni di Parigi. Sono parole di Piantedosi, mentre il sindaco Sala dice: non mi spingo a dire che Milano sia una città sicura. E là là! Cioè, ma in tutti questi anni che cosa hai detto? Sala, ti sei spinto e come? Ma non serve a nulla crocifiggerla. Non crocifiggiamo Milano. Ve l'ho detto che oggi ne vale la pena. La difesa del primo cittadino. Le statistiche sono improprie, misurano i reati rispetto alla popolazione, e poi qui le persone denunciano. Ah sì, denunciano. Tutti i vari furtarelli in metropolitana delle zingarelle vengono denunciati, ma per favore. Dopo la guerricciola urbana, qualche lenzuolo con le scritte pende ancora dai balconi al Corvetto, ma qui i giovani sono come in ogni altra periferia e vogliono le stesse cose. È molto preoccupante il reportage di Filippo Facci quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. C'è ancora qualcosa sul giornale, ragazzi miei, oggi veramente potentissimo, l'intervista a Gianbruno, che è andato in TV a parlare naturalmente della sua storia. Non ho difeso una donna, prima intervista TV dell'ex compagno della Premier Meloni, chiedo scusa per i fuori onda. Ma poi sul giornale, come su tutti i quotidiani, c'è un boxone, chiamatelo come volete. Solo su Repubblica c'è un paginone bello grosso che spiega forse un po' meglio su quello che è successo a Vigevano. Sì, Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano, che tutti noi conosciamo benissimo, noi della Lega, noi che abbiamo frequentato le feste della Lega, le manifestazioni, noi che, io l'avrò intervistato forse un anno fa, il sindaco di Vigevano è stato arrestato per corruzione. Il sindaco leghista Ceffa ai domiciliari. Il terremoto di Vigevano
arresti per corruzione. Politica, antipatie personali, malumori cittadini, affari. C'era di tutto nello scontro che 2 anni fa ha lacerato la Lega in una delle sue roccaforti lombarde, Vigevano, provincia di Pavia. Da una parte il sindaco Andrea Ceffa, dall'altra il presidente dei costruttori locali Alberto Righini, che la procura accusa di aver ingaggiato l'eurodeputato Angelo Ciocca, un uomo che conosciamo tutti da 90.000 preferenze, da sempre insofferente alla disciplina di partito. E qua mi fermo perché tra poco andiamo su Repubblica, che ci racconta, chiaramente Repubblica, in maniera più approfondita che cosa è successo o che cosa sarebbe successo, perché Matteo Salvini subito ha detto è una brava persona, assolutamente non è possibile questa cosa e lo pensiamo tutti noi che non sia possibile, però è successa. E certo ci viene sempre in mente che ci sia un certo teorema: come far cadere le roccaforti della Lega? Punto di domanda. Bella domanda. Stiamo a vedere. Mancano 3 minuti alle 8:30. WhatsApp, certo, i vostri commenti al 340 6709 659. Ricordate poi che alle 8:45 avremo il primo ospite per Qui Parlamento, avremo l'onorevole Simonetta Matone. Con lei parleremo di questa che è stata la settimana contro la violenza sulle donne. Che settimana è mai stata? L'ultima segnalazione dal quotidiano Il Giornale riguarda, guarda qua, lo stop del Ministero ai furbetti. Film finanziati e mai usciti. La società che ha preso 1 milione e incassato 227 euro. Anche se PD e sinistra ora si stracciano le vesti, rievocando i bei tempi andati del reddito d'imposta al cinema, il vecchio sistema del tax credit non era certo perfetto. Film finanziati e mai usciti in sala. Pellicole di dubbia qualità e sicuro insuccesso. Tanto che anche la Didi Rai Cinema Paolo Del Brocco la scorsa estate aveva applaudito la riforma di questo tax credit, finanziare film italiani, e tanti addetti ai lavori la pensavano così per le troppe storture del sistema, per cui quella forma di sovvenzione finiva spesso sprecata. E qua mi fermo, ma a pagina 10 del quotidiano Il Giornale si scrive anche questo. Ci fermiamo? Certo, anche perché tra pochissimo vi leggo il titolo del quotidiano Il Tempo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59,90
€. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti freddi dai Balcani affluiscono sul nostro paese, determinando un generale calo termico e condizioni di maltempo dalle regioni centrali adriatiche verso il sud. Nella prima parte della giornata avremo tempo fortemente instabile al centro, con piogge frequenti. Andrà meglio sui restanti settori, eccezion fatta per qualche fenomeno sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio piogge in spostamento dalle regioni centrali, specie adriatiche, a quelle meridionali. Cieli sereni o poco nuvolosi invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, il mio nome è Henry e volevo presentarvi oggi il mio nuovo singolo Fata, che è uscito lo scorso venerdì su tutte le piattaforme. È un brano che nasce dalla composizione al piano e voce e parla dell'amore in maniera sincera e senza inganni, e di come questo ci aiuti nei momenti più complicati e ci sorprenda grazie alla sua magia. È un brano che porta calma, tranquillità, pace e calore, e spero proprio che porti questi sentimenti anche a voi. Vi mando un grandissimo abbraccio e vi auguro una bellissima giornata. Ciao!
Ma che bella questa canzone, si intitola Fata, ce l'abbiamo, la nostra fatina e anche a volte il nostro angioletto, speriamo che ancora c'è, sì, vedo che c'è, sulla destra, centrodestra, Fata, lui si chiama Henry con la Y, R di Roma, Enrico Risaliti, Henry R. Questa Fata è un amore naturale, senza trucco né inganni, è il desiderio di avere questo tipo di amore che sarebbe bellissimo ritrovare. Può esistere ancora un amore naturale senza trucco né inganni? Il buongiorno si sente dal Varin. Benvenuti, Radio Libertà, grazie a chi ha scelto il nostro canale, a chi ci è capitato per caso sul canale 252. Ogni tanto uno, quando ha tempo da perdere, e capita nella vita, continua a schiacciare il bottoncino del telecomando. Vediamo cosa succede, perché comunque di televisioni, di radio ce n'è tantissime sulla televisione adesso, è il pieno di tutto. Beh, dovete aspettare un po', ma se arrivate sul 252 c'è una radio che parla, che parla molto di politica, di centrodestra, di Lega, ma non soltanto, e che dice delle cose che a volte sugli altri canali non si dicono. Si chiama Radio Libertà. Ci trovate anche sulla banda DAB della vostra autoradio. Se avete un'auto recente, schiacciate DAB e siamo tutti in ordine alfabetico. Radio Libertà. Ci trovate sul sito radiolibertà.net e per i leghisti celoduristi anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, oltre naturalmente che sulla app di Radio Libertà e dicevo sul sito internet dove c'è anche il nostro IBAN. Se cliccate sostienici salta fuori l'IBAN di Radio Libertà, perché come vive questa radio? Anche attraverso il vostro aiuto economico. Quindi per il Black Friday regalateci al 5 euro. Cosa sono 5 euro? Dai! Anche uscendo e andando in posta, conto corrente postale 3767 1294. Se per voi è davvero particolare questa radio, se abbiamo guadagnato qualche punto in più rispetto al solito canale che ascoltavate prima, e se fate i bravi vi leggo anche il quotidiano Il Tempo, che si occupa oggi dei 5 Stelle. Dai, ogni tanto bisogna anche pensare a chi sta peggio di noi. I Conte non tornano. Gli ex onorevoli grillini pronti alla class action contro Giuseppi, giù le mani dal tesoretto 5 Stelle, ora ridateci i nostri soldi. Una truppa di ex parlamentari pronta a richiedere i contributi versati. Grillo col suo cerchio di fedelissimi al lavoro per togliere il simbolo all'ex premier che prepara il bis della Costituente il 5 dicembre. Mai a caccia ai fondi per pagare tutte le spese, cioè questi vogliono i soldi. L'editoriale di Tommaso Cerno: a che punto è la notte a 5 Stelle? Se siete curiosi, oggi sul Tempo c'è tutto. A proposito dei bisticci, ma è tutto rientrato tra Forza Italia e Lega, il Tempo di Osho scherza. Forza Italia Lega volano gli stracci, ma Salvini dice peace and love. E Tajani che incontra Lashline e Lashline gli dice: oh, mi raccomando, non fate cascare il governo, che noi qua stiamo ancora a caro amico. Sì, perché da queste parti ci si chiama paraculetto. Che schifo, che vergogna. Ma l'avete digerita voi sta cosa? Non l'ha mica detta Tajani, e ci mancherebbe il portavoce, quindi che porta la voce di Forza Italia Nevi, che al posto di starsene sulle nevi ha parlato, cosa che non faceva da mesi, da anni. E chi lo conosce sto Nevi? E gli ha dato del paraculetto a Salvini sulla questione canone Rai, perché volevamo farvi risparmiare 20 euro. Paraculetto Salvini l'ha detto a tutti noi, paraculetto, siamo dei paraculetti, non paraculi però, paraculetti. E Salvini, giustamente, la frase più bella, ha risposto peace and love, ma ci mancherebbe altro, Gli piacerebbe alla sinistra che si facesse saltare un governo per un paraculetto detto da un tizio che non sappiamo neanche chi è? Per favore, per piacere.
C'è ancora qualcosa di buono sul tempo? E come, ragazzi, l'intervista alla Gelmini, il terzo polo ormai è fallito, il centro siamo noi, rafforzeremo la destra moderata. E poi al Parlamento europeo la guerra manda il PD a brandelli e i Dem votano in ordine sparso. Picerno studia Danti Slane. Sì, è vero, sulla guerra un po' di chi, un po' di là sulle armi, no? Un po' di chi. Oggi lo sciopero, il TAR respinge il ricorso di Landini, stop di 4 ore e poi il tempo naturalmente ne ha per Roma, Tor Bella Monaca vince la battaglia, municipi risarciti per la monnezza, Roma la svolta della regione. Questi i titoli principali del quotidiano Il Tempo. C'è Repubblica, insomma, che facciamo? La leggiamo? No, ve la lascio lì. Anche se vi invito a indovinare, richiedete Repubblica quest'oggi per indovinare il titolo principale del quotidiano Repubblica. E qualcuno di voi me lo sta scrivendo. No, non è giusto però. A dove avete sbirciato? Ve lo siete comprato? Avete comprato Repubblica. Tacciamo di infinite cose. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà, la nostra rassegna stampa molto piacevole, grazie a chi mi fa i complimenti, molto da show, certamente cerchiamo di svegliarvi nel migliore o nel peggiore dei modi, adesso nel migliore, perché abbiamo con noi l'onorevole Simonetta Matone, buongiorno! Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta. Sveglia per tutti quanti con la Matone e ci mancherebbe, ex magistrato, deputata della Lega, tostissima questa settimana, ti abbiamo visto in televisione, hai cercato di spiegare alla Boldrini cosa significa patriarcato e nella settimana chiaramente proprio sulla violenza sulle donne. Ma più pacatamente di me ha cercato di farlo Bruno Vespa, che mentre io parlavo e mi affannavo, ha preso il cellulare, è andato su Google e ha digitato la parola patriarcato e ha letto la definizione. E la definizione è la cultura del padre, cioè asserire che in Italia si sia vittime del patriarcato e che questi omicidi orrendi siano frutto di quello è demenziale, ma non c'è verso, perché questo termine viene usato strumentalmente contro il governo, asserendo che il governo a sua volta è portatore di una cultura patriarcale. Questo è il passaggio. Ma voglio dire, quando si arriva, come ha fatto la Boldrini, dinanzi al dato statistico fornito dal Ministero dell'Interno, anzi dalla direzione, dalla divisione di polizia criminale, che il 43% delle violenze sessuali è commesso da stranieri, rispondere non è vero, a quel punto mi arrendo, nel senso proprio del termine, dialetticamente, io non posso parlare con te, capisci? Certo, e loro fanno così. È vietato sottolineare la maggiore incidenza degli immigrati negli stupri e io aggiungo anche in altri reati. Peraltro negli altri reati peggio mi sento, perché per i furti in appartamento è un dato addirittura agghiacciante, ma è un dato sul quale riflettere, no? Dire non è vero perché ci sono le denunce sommerse. Quindi, secondo la Boldrini e i suoi accoliti, tutte quelle che vengono violentate dagli stranieri denunciano e quelle che vengono violentate dagli italiani non lo fanno, perché questo è il discorso che lei fa portato alle estreme conseguenze. Però vi posso dire una cosa, la mia massima soddisfazione è stata che mio nipotino di 4 anni, purtroppo non dormiva. E allora la madre ha detto: dormire per non dormire, guardiamo nonna. 4 anni. Ha guardato, ha detto:
ma è una battaglia, e la madre gli ha detto sì, ma nonna vince, cioè persino Applauso alla nipotina che già capisce, ha già nipotino, capito tutto. maschio, Un maschio, nipotino maschio, nipotino che Giorgio. ha già capito tutto della nonna a Ha 4 detto, anni. ma nonna vince, cioè io lo trovo di una bellezza, ma non per la gratificazione mia, per il fatto che anche lui ha capito che quella diceva delle cose assolutamente, ma stavo per dire, vabbè, meglio non commentare. No, poi il Cioè, problema è che riescono comunque ad avere molta potenza queste uscite, perché vengono caricate dalle corazzate dell'informazione di sinistra e sì. poi attecchiscono queste frasi. Ma visto che abbiamo ancora pochi minuti, torniamo sulla Prego. settimana della violenza contro la violenza sulle donne. Che settimana è stata questa? Si è fatta una giusta informazione? Abbiamo sbagliato in qualche cosa? L'informazione si è fatta ed è anche giusto ed è giustissimo parlare di questo, perché il vero problema è la disinformazione nei confronti delle vittime. Cioè le vittime devono sapere che c'è uno Stato pronto ad accoglierle e ad abbracciarle. Le vittime devono sapere che anche se non si ha uno stipendio si può uscire dalla violenza, perché comunque ci sono le case rifugio, c'è l'assegno di inclusione, se ti trovano un lavoro, chi ti assume è esonerato dai contributi previdenziali al 100%, esiste una cosa che si chiama reddito di libertà, che è un piccolo stipendio che viene dato a chi denuncia ed esce dal tunnel della violenza. Quindi non è vero che queste vittime sono sole, o meglio, se sono sole possono non esserlo, perché le istituzioni ci sono e questo è il messaggio positivo. Invece parlare soltanto di patriarcato per meri motivi politici fa sì che poi le persone non trovino il coraggio di denunciare. Questo è il ragionamento che io faccio, che è contro le donne fare questo tipo di ragionamento. Pensate cari ascoltatori, e lo sapete, quello che diciamo su queste frequenze non appare facilmente sui grossi e grassi mass media, e io ringrazio per questo la deputata della Lega Simonetta Matone. Sempre un piacere averti in onda con me. Grazie, saluti a tutti, buona Grazie. giornata e buon fine settimana, arrivederci. Qui Parlamento. È vero, me lo scrivete anche in WhatsApp 340 6709 659, sono riflessioni che fanno bene alla comunicazione, a una certa comunicazione che poi dovete fare anche voi stessi con parenti, amici, quando uscite per andare a comprare un quotidiano, compratevelo il quotidiano. Oddio, ci ho inquadrato Repubblica, però, aspetta, vediamo se avete indovinato il titolo. No, voglio vedere. Vediamo che WhatsApp è: mandate dietro alle boldrinate, idiote, ma non c'è nessuno, la Boldrini, non nominatela neanche, gli fate pubblicità che è quello che vuole. Ma guarda che non ha bisogno di pubblicità, la Boldrini è ossequiosamente seguita da tutto il centro-sinistra, assolutamente sì. Chissà che figura di padre indegna deve aver avuto la Boldrina per avere il dente tanto avvelenato, è vero. Mio papà classe 1920, i miei nonni classe 1880 e 1885 sono state le figure più tenere della mia vita. E vedi, la Simonetta Matone che storie, che bella tosta. Chiaro, la Boldrini avrà anche lei un nipotino e sono sicuro che gli vorrà tantissimo bene e dirà che ha vinto lei la battaglia, di sicuro. Ognuno fa il tifo per il proprio nonno, che cavolo. Sì, va bene, ve lo faccio vedere. Il vero nemico del governo si chiama Forza Italia. I veri paraculi sono loro, ma noi non glielo diciamo
Peace and love, assolutamente sì. Da oggi in poi, se vi dicono sei un paraculo, tu lo guardi e gli dici peace and love, con le braccia aperte, come sto facendo io. Si scherza, ma Salvini ha fatto la cosa più intelligente, perché aggiungere ancora una frase a chi da questa estate te la mena sull'autonomia e adesso vuole rilanciare ancora immigrati, venite tutti qua, ti diamo noi lo ius soli. Che cosa gli vuoi dire? È peace and love. Continuiamo a lavorare su un programma di governo scritto lì sul tavolo. Apri gli occhietti belli, Tajani. È lì e punto e basta. E dove sta il problema? Tajani vuole umiliare la Lega per mezzo voto che hanno preso in più. Autonomia, canone, cittadinanza, roba da buttarlo fuori dal governo. Silvio, non scherzare, perché hanno mezzo voto in più e sono capaci di buttare fuori noi dal governo. No, non succederà, certo, però capisci che sia la Meloni li girano i santissimi, quella ritorna ad elezioni e si prende una barca di voti in più. E fa anche a meno della Lega e magari pure di Forza Italia. Non scherziamo, ma la strada è quella. Sì, dai, vi faccio vedere Repubblica. Continuate a menarmi il torrone ed eccola qua, Repubblica. Comprate Repubblica quest'oggi per regalarla al vostro amico comunista, ma assolutamente sì. Allora, titolo principale: Lega e Forza Italia, lite continua. Salvini si dia una calmata. Nuovo scambio di accuse in maggioranza. Poi al Senato passa la fiducia sul decreto fisco. Legge di bilancio, documento con gli emendamenti segnalati da Palazzo Chigi. Oggi lo sciopero generale. Mattarella Premier, pranzo su Unione Europea e manovra, abbassare i toni. Ma su Repubblica, come vi dicevo prima, faccela vedere Repubblica, dai, lo so, ma li facciamo arrabbiare gli ascoltatori. Se li facciamo vedere Repubblica, loro schiumano, guarda, la radio del centrodestra che fa vedere Repubblica. Sì, non mi vergogno io. L'intervista all'arcivescovo Delpini, no slogan, Milano sia accogliente. È un malessere che non classificherei in modo superficiale accostandolo a quello delle banlieue francesi. Anzi, non esistono neanche, secondo Repubblica, ma Milano mica è una banlieue. L'arcivescovo di Milano Delpini interviene sugli incidenti nel quartiere Corvetto. Salvini ha parlato di emergenza nazionale. Invece che procedere per stereotipi, bisognerebbe andarci a parlare con questi ragazzi, ascoltarli, ha detto Delpini nell'intervista a Repubblica. E vacci te, Delpini, ad ascoltarli. Comunque, se volete ascoltarli, caro Delpini, domani sera c'è una bella manifestazione antirazzista proprio a Corvetto e sicuramente ci saranno tanti di questi ragazzi. Intanto l'annuncio di Piantedosi, mandiamo 600 agenti. Siamo sul quotidiano Repubblica che mette, e questa telefonata, signori, è apparsa un po' su tutti i quotidiani perché è stata un po' strana, la consigliera violentata a Meloni, serve agire, non dare solidarietà. Sono bellissime e di fondamentale importanza le parole che la consigliera comunale di Genova Francesca Ghio ha rivolto a Giorgia Meloni dopo che la Presidente del Consiglio l'aveva cercata al telefono per esprimerle vicinanza. Avete sentito la storia? In consiglio comunale che stavano tutti dormendo, tutti stanchi, morti, eccetera, e questa a un certo punto ha iniziato a raccontare che era stata violentata da bambina e farà il nome nelle prossime ore. Chiaramente la Meloni gli ha telefonato e questa, al posto che dire grazie, ha messo i puntini sulle i, come fanno sempre i maestrini di sinistra. E cosa dobbiamo farci? E pazienza. C'è comunque l'intervista. Se oggi comprate il quotidiano Repubblica potete godere dell'intervista a questa consigliera violentata da giovanissima. Salvini paraculetto. Vedi che su Repubblica si scrivono queste parole a pagina 2. Salvini paraculetto, Forza Italia non abbassa i toni, stop da Palazzo Chigi. Il portavoce degli azzurri Nevi attacca l'alleato, si dia una calmata. No, io non vi chiederò che cosa rispondete all'uomo delle nevi, assolutamente non ve lo chiedo, anche perché non sappiamo chi è, ma
è il portavoce, ma che voce ha portato finora? Se questa è la voce che porta, ma che stia zitto davvero, ma gliel'avranno detto all'interno di Forza Italia, ma voi che votate Forza Italia, e ci sono gli elettori di Forza Italia su questo canale, che cosa avete pensato? Per favore, mi rispondete? Lo so che siete lì. WhatsApp, vi indico col dito. Ti vedo, ti vedo che hai votato Forza Italia. Ti vedo. 340 6709 659. Memorizzatelo. 340 6709 659. Tu, elettore di Forza Italia, cosa hai pensato quando il tuo portavoce del tuo partito Forza Italia ha detto Salvini paraculetto solo perché voleva... Ma cosa ridi tu? Ogni volta che dico Salvini paraculetto ride quello. Solo perché volevamo far pagare 20 euro in meno il canone della Rai. Vi sentite un po' presi in giro? Voi leghisti sicuramente, voi di Forza Italia, non è che cambiare portavoce, no, assolutamente, ma non se ne parla neanche, guarda la vignetta di LK, tutto ok nella maggioranza, Salvini paraculo, e qui lo starebbe dicendo Tajani, invece non è vero, a Tajà, abbassa i toni, vabbè, risponde lui, Salvini paraculetto. Ma non è stato Tajani a dire questo, ok? Non è stato Tajani, sappiatelo. Quindi, Salvini paraculetto, basta, c'è Centinaio più in basso. E questa è l'intervista di Lorenzo De Cicco. Centinaio, vicepresidente del Senato, storico leghista, quest'aria frizzante può diventare irrespirabile come ai tempi dei gialloverdi. Attenzione, l'aria è frizzante, basta che non diventi irrespirabile, come nel 2019. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato in quel governo, il Conte I, retto dal bizzoso tandem Lega 5 Stelle, era un ministro di peso, titolare dell'agricoltura. Quel film l'ha visto bene, in prima fila, e la situazione di questi giorni, queste tensioni continue, me la ricorda, racconta al termine dell'ennesima giornata di frecciate con i soci di maggioranza azzurri. Tutta da leggere l'intervista quest'oggi con Lorenzo De Cicco sul quotidiano La Repubblica, che vedi che è da comprare? È da comprare, anche perché c'ha l'intervista all'arcivescovo di Milano, Delpini. A Milano serve più integrazione, basta con i catastrofismi, ok? E si parla naturalmente, guarda qua che scena, di quello che è successo lunedì e martedì scorso, e non soltanto a Milano. E ribadisco e discoriba, domani sera c'è la manifestazione con gli antirazzisti. Io prego, speriamo bene. Fuori dal centro scintillante ci sono rioni con problemi economici e di solitudine, ma non sono ghetti. Lì ci vuole dialogo e accoglienza, dice l'arcivescovo di Milano. Più che presidiare le case e mandare i militari nelle strade, è necessario stabilire relazioni con le persone e senso di appartenenza. E secondo voi queste persone, figli di immigrati, hanno senso di appartenenza? Si sentono italiani? Oh, il papà di quel poveraccio morto ha detto che era più italiano che egiziano, ma noi qualche dubbio ce l'abbiamo, e se avete dubbi, perplessità, ma ci mancherebbe, c'è Mago Varin. Scrivete a Mago Varin 340 6709 659, vi faccio io una bella previsione tra poco, adesso c'è la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Quando c'è lui siamo tutti a riposo con le orecchie. È Marco Papetti, figlio dello storico Fausto Papetti. La Maison Blu, dall'album Smooth Saxology. Tutto quanto in internet scrivendo Marco Papetti, ma molti di voi se la sono anche comprata, la Papetti Compilation che abbiamo lanciato qualche anno fa, portata avanti proprio da noi, distribuita negli eventi targati Lega. Marco Papetti, con un saluto grandissimo chiaramente ai nostri radioascoltatori, dai nostri ascoltatori che si ricordano della tua musica, e lui continua a produrre, è veramente un genio in questo. Il quotidiano La Verità, tra poco apro le linee, tranquilli, allo 0292947222, datemi ancora qualche istante. Il quotidiano La Verità, Tajani torna alla carica ma sbaglia bersaglio. Altro che fare lo ius scholae, tagliamo le cittadinanze facili, scrive La Verità. Molti sudamericani, grazie a Davidi secoli fa, ottengono il passaporto pur non avendo mai messo piede nel nostro paese. Così possono pure votare e avere la pensione. Urge una legge per bloccare il fenomeno, scrive oggi il quotidiano La Verità. Mentre di spalla la rivolta del corvetto, Sala ammette: Milano non è sicura. E Salis soffia sul fuoco. Oh signor, me l'ero quasi dimenticata la Salis. Censure e sfregi alle donne. Schlein sobilla le università. Fallita l'offensiva in corsia, la segretaria PD cavalca la protesta di baroni e picchiatori e incontra chi impedisce di parlare ai nemici. Avete visto le immagini vergognose di quell'università milanese dove non si è potuto parlare? Già, che cavolo, c'erano gli antiabortisti che parlano in aula, ma sei pazzo? Sono entrati, hanno bloccato tutto quanto. Sono loro che comandano, è incredibile. E non soltanto in università. Libero, attenzione al titolo di Libero, ragazzi, questo è irripetibile. Oggi lo sciopero generale. Vieni avanti Landini, ma questo è da querela, ragazzi, quasi, cioè ricorda quella battuta vieni avanti cretino, ma solo a qualcuno, mica a tutti, quindi mica tutti lo penseranno. CGIL e UIL provano a tenerci in ostaggio per la loro battaglia politica contro il governo e al solito scelgono il venerdì, contratti, sprechi e stipendi, tutte le magagne dei sindacati. Vieni avanti Landini, ma oggi Libero è ricco, ricchissimo, c'è dentro Tajani. A Salvini dico lavoriamo insieme, nel centrodestra nessuna guerra. Tajani intervistato dal Libero con Mario Secchi, regna la pace al circolo degli esteri, le guerre della politica romana sono così, una sonnolenta congiura, va avanti dai tempi di Cesare, solo che nel caso della crisi del centrodestra il pugnale non si vede. Illusione o realtà? L'ho chiesto ad Antonio Tajani. Ragazzi, oggi Libero è da comprare. C'è Daniele Capezzone che parla dello sciopero, certamente, ma poi certamente la Ghio e gli abusi. Da Brunella Bolloli, insulti a Giorgia anche se chiama per dirle brava, la famosa telefonata alla ragazza che fu violentata. Sì, cose strane certamente, ma questa è l'informazione potente che dovete assolutamente sbirciare. Guarda che paginone, ragazzi, su Tajani. La sinistra non si illuda, le nostre discussioni rafforzano il governo, e questa è una bella frase. Il ministro degli esteri Salvini, una risorsa, non voglio guerre. Oddio, dare della risorsa a Salvini non è che proprio lavoriamo insieme per abbassare, nel senso che intendiamo noi, lavoriamo insieme per abbassare le tasse e alzare le pensioni nei prossimi anni. Trump non ci deve far paura, cambiare le regole europee per dare più contributi alla NATO, non manderemo nessun soldato italiano a combattere in Ucraina.
E questa direi che è già una notizia, ragazzi. Ma poi via via, oggi l'intervista ad Antonio Tajani, 2 paginoni giganteschi, mentre quella di Salvini ieri mi sembrava più piccina. Sono io che ho visto male, non ci vedi più bene, Sammy Varin. Sto per aprire le linee, prima però giustamente sono ancora sul quotidiano Repubblica, perché oggi ha un paginone, pagina 17, su quello che è successo a Vigevano. Consulenza in cambio del voto in giunta, arrestato il sindaco leghista di Vigevano. Le misure chieste dopo 2 anni di indagini, la congiura di Sant'Andrea con dimissioni in massa dei consiglieri avviata dall'ex eurodeputato Ciocca, ora indagato. Si racconta questa storia che per noi è veramente una storia. Staremo a vedere cosa è successo. Tra parentesi, Vigevano è una delle storiche roccaforti della Lega. 5 arresti insieme al sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, sono finiti ai domiciliari 4 consiglieri comunali. 2 indagati, risultano indagati a piede libero e destinatari di perquisizioni l'ex eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, 49 anni, e l'imprenditore dell'edilizia Alberto Righini. Su Repubblica l'intervista a Furio Suvilla, ex Lega, consigliere comunale di minoranza a Vigevano, lista Vigevano Futura e Liberal Conservatori. Che cosa è successo il 30 novembre 2022? Fu un fatto indecente, ancora non sappiamo cosa accadde quella notte, praticamente un foglio di dimissioni sparito. Torneremo certamente su questo argomento e a noi dispiace perché, ripeto, conosciamo benissimo il sindaco Ceffa, conosciamo benissimo Ciocca, conosciamo pure Furio Suvilla. Dispiace se dovesse essere una lite, una vendetta tra l'ex leghisti e ci dispiace se fosse una roba del genere, ma abbiamo più in testa che sia il solito polverone per togliere un'altra grande città e stupenda alla Lega. Intanto però, se è fatto tardi, io apro le linee. Dai, il più veloce parla in diretta su Radio Libertà. Provate a chiamare anche voi, nuovi ascoltatori o ascoltatori silenti, il numero 0292 94 7222. Ci sono infinite linee, se trovate libero sicuramente, c'è una musichetta che vi intrattiene, state lì, non agganciate, perché prima o poi entrate in onda. 0292 94 7222. Sentiamo le vostre voci. Pronto? Pronto? Luisa di Buongiorno. Varese. Ciao. Buongiorno. Allora, volevo dire 2 cose. Quegli pseudo-leghisti che ogni tanto telefonano e parlano male di Salvini farebbero bene a tacere, perché a un certo punto Salvini sta facendo tantissime cose buone anche per le strade. È vero. Mi sente? È vero. Ecco, poi volevo dire che c'è un'altra cosa. Ho aspettato troppo e dopo io mi dimentico. Chiediamo scusa, ma noi ci vediamo domani in giornata fino alle 8, perché si vota. I leghisti celoduristi della provincia di Varese votano il delegato per il congresso del 15 dicembre, quindi ci vediamo in Piazza Podestà, nella storica sezione della Lega Varese. Ci vediamo perché chi vi parla è uno di voi. 029294 7222. Pronto? Quella. Buongiorno Sammy. Ciao. Io ho l'impressione che stiamo per ripercorrere la stessa annata 2008, vinte le elezioni alla grande, e poi per il protagonismo di quelli che io definisco i soliti vecchi democristiani, che sono in questo caso all'epoca Casini e Fini, questa volta Tajani, presto o tardi Forza Italia per guadagnare quel 20% di cui è l'obiettivo di Tajani dichiarato, farà di tutto per mettere in difficoltà la Lega e far cadere il governo.
Non so cosa ne pensi. Saluti Roberto. Grazie Roberto, ma senti, sai che non sono convinto, se Tajani fa cadere il governo non sono convinto che si ripiglia tutti questi voti, secondo me sto ricordo di Berlusconi, sì, potrebbe dire faccio saltare il governo ma lo dedico a Berlusconi, sai, tutte ste dediche che si fanno ogni settimana a Berlusconi e loro ci guadagnano un punto ogni dedica che fanno a Berlusconi, ma intanto la verità quest'oggi però ce lo dice. Tajani torna alla carica sui nuovi italiani, cioè capisci che vuol fare questo? Rilancia, andiamo avanti sullo Ius Italiae per dare la cittadinanza a chi ha frequentato per 10 anni la scuola qui, pure il Carroccio si convincerà. E poi naturalmente il simpatico Lazzurro Nevi che ha detto il canone Rai, Salvini paraculetto, il leghista stempera peace and love e noi lo vorremmo tanto vedere questo Nevi. Mi spedite una sua foto, questo Nevi, portavoce di Forza Italia che non ha mai parlato finora e quando parla dice queste cose intelligenti. 0292947222. Ci sarà un giornale che lo intervista oggi? No, non l'ho visto. Pronto? Sono ancora io, mi sono ricordata. Prego. A proposito di scioperi, in 11 anni non ne hanno fatto neanche uno. Dovremmo dire a Salvini di obbligare a fare i scioperi martedì, mercoledì, ma non al venerdì. Applauso veramente, perché sono parole sante e il venerdì lo sciopero. E insomma qualcuno ci approfitta di questa cosa e basta, facciamolo lunedì che comunque la settimana si allunga ugualmente. 0292947222, a voi la parola. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao. Allora, il discorso che è da tempo che faccio, ma non ho nessuna risposta, anche Salvini che venga un po' alla nostra radio invece di andare alla Gruber e spieghi il motivo per cui la Lega deve trangugiare tutta la porcheria possibile e immaginabile. Ce lo ricordiamo che i 5 Stelle a suoi tempi hanno votato, grazie a loro, quella gran donna che è la von der Leyen della Pfizer e di tutte le multinazionali varie, la distruttrice, la von der Fashion dell'Europa, l'ha votato la Meloni, l'altro giorno insieme a Forza Italia. Noi abbiamo detto no, ci mancherebbe altro. Però qual è il risultato? Che siamo in questa gabbia di criminali e tranquilli, cioè dovevamo fare, se ti ricorderai bene, perché io ho la memoria abbastanza lunga ancora fino a prova contraria, il presidenzialismo che era uno dei problemi del paese, siamo andati a finire alla questione del premierato. Anche lì il federalismo, 23 anni che è in Costituzione, 24 non si è fatto niente, c'erano i costi standard, poi anche quelli sono andati nel cassetto. Adesso c'è tutto questo garbuglio qua di autonomia differenziata che sappiamo benissimo che dall'Europa sono quelli che ci comandano, perché la nostra Costituzione purtroppo l'abbiamo svenduta completamente. Mattarella è stato rieletto anche con i nostri voti, cioè cosa vogliamo fare? È evidente che poi purtroppo, siccome la Lega ha un voto di opinione e non di scambio come avviene nel PD, come avviene in Forza Italia, come avviene nei Fratelli d'Italia, abbiamo visto la Meloni, no? Se n'è andata a pranzo con il presidente Mattarella e chissà cosa hanno mangiato, non c'è scritto cosa hanno mangiato. 0292947222, caldi i nostri ascoltatori, è così che vi vogliamo. Pronto? Ciao caro Semmi, sempre in gamba la mattina, ti vedo bello vispo. Anche voi. Sei un saltapicchio proprio. Sì. Allora, un po' paraculetto. Semmi, io mi faccio una famosa frase che tu ricorderai di Marco Pannella: l'Italia è un paese che non ha mai conosciuto riforme, ma solo controriforme. È un paese irriformabile. Parafrasando la Buonanima, quando disse che governare gli italiani non è difficile, è inutile. Allora io dico, a questo punto lo sai come se ne può uscire da sto cappio, no? Che si hanno praticamente buttato un nuovo stile sul centrodestra, questi Forza Italia, perché è chiaro che se vogliono arrivare al 20% i voti solo in quell'area li possono prendere, perché se lo vedi tu un grillino, un comunista che vota Forza Italia, quindi niente.
a questo punto sai come se ne esce, caro Sammy? Un tuo parere. Ritorniamo alla legge elettorale proporzionale, ovviamente con uno sbarramento al 100%, così non c'è l'obbligo dell'alleanza, ognuno si fa i cazzi suoi, ognuno per sé, Dio per tutti. Grazie caro, su queste sono anche le proposte che potete fare al 340-6709-659. Cosa fareste voi se foste Matteo Salvini? Peace and love. Peace and love, assolutamente sì, anche perché abbiamo da lavorare al governo, stiamo facendo riforme importanti e stiamo lavorando veramente per questo paese. Guardate Salvini sul fronte infrastrutture, cosa non sta portando avanti. Ma delle bombe nucleari all'Ucraina che ne pensate? Bravo, perché qui parliamo dei 20 euro della RAI e non vediamo che cosa sta succedendo a 1000 chilometri da noi. Per un verso o l'altro, Forza Italia e PD, se la giustizia fosse veramente imparziale, sarebbero tutti in galera. No, non tutti, però, insomma, 0292947222. Entrate in diretta qui su Radio Libertà. Pronto? Sono io, Sammy. Ciao, buongiorno. Ciao, sono Emilio. Senti, a proposito dell'arcivescovo del Pini, no, che ha detto che bisogna, ma io direi piuttosto che quando lui fa le visite pastorali in giro, ma non potrebbe presentarsi in questi quartieri un po' malfamati e fare come San Francesco con il lupo Gubbio. Sarebbe una bella cosa, perché se no sono come quei generali, amiamoci ai partiti. E poi quanto riguarda Forza Italia, io lo dico sempre, ho già detto tante volte a questa radio, ma anche anni fa, basta con queste. Questi sono un po' di bugiardi seriali. Grazie Sammy, buona giornata. Grazie, buona giornata. 0292947222. Vi sto ascoltando. Pronto? Non vi ascolto perché in questo momento sono saltate tutte le linee. Ottimo segno, quando saltano vuol dire che state chiamando in tanti. Leggiamo un po' di WhatsApp. Monsignor Delpini, che ritengo intelligente ad averlo capito da solo, sottovaluta l'assoluta non voglia di integrarsi degli invasori. Essi pretendono di imporci la loro cultura da giungla, le loro leggi anti-infedeli, il loro Dio che promette il paradiso con 99 vergini a chi ammazza l'infedele. Ma dov'è il dottor Cainarca? Se ne è accorto oggi questo. Perché non fa più la rassegna stampa? Tranquilli. Cainarca è passato alle 10, 10:30 la mattina. Ogni mattina conduce una nuova trasmissione che si chiama Auto da Fè. Tra poco arriva e sentirete che approfondimenti wow. Pronto? È pronto? Buongiorno. Ciao, sono Ornella. Ciao. Buongiorno, ciao. Allora, io volevo dire una cosa. Riguardo al consigliere Ciocca, la storia continua, mi riferisco a Totti, no? Quanto a Tajani, la smetta di dare la sinistra alla sinistra. Vale anche per i vari prelati. Lo sanno che la sinistra è la mano del diavolo o no? Vorrei sapere quanti migranti hanno a casa loro. Poi non preoccupatevi, non cadrà il governo, non conviene a Mattarella. Ciao. Grazie. Un solo slogan: togliamo Tajani. Ci scrive Roberto da Monza. E chi mettiamo al posto di Tajani? Ce n'è un altro? Sicuramente meglio di Tajani politicamente, of course, è un mio parere personale. A me sa di insapore un leader del genere, però tanto di rispetto perché prende più voti di noi e quindi dobbiamo solo starcene zitti. Peace and love. Ma credete a Tajani? Quello cambia idea da un momento all'altro, c'è da crederci. Come al culo di un bambino. Cosa c'entra sta cosa del culo di un bambino? Allora, perché noi siamo paraculetti, no? Quindi c'è ancora una telefonata? Sì, pronto? Pronto? Quella. Ciao. Posso parlare? Come no? Ti sento. No, perché sto sentendo Radio Libertà che parla di altre cose. Devi ascoltare dalla cornetta del telefono, perché sennò senti in ritardo. Adesso sì. Esatto. Posso parlare? Allora, le parlo da Montecatini. Io volevo dirle questo, ma io parlo di 10 anni fa, 12 anni fa, quando l'imam di Ankara diceva all'ambasciatore italiano che parlava con Vespa a porta: noi con le vostre leggi vi invaderemo e con le nostre vi
domineremo. Quindi lo diceva già 12 anni fa, l'ho sentito io in televisione quando c'era Vespa. Quindi voglio dire, è tutta una manovra, la Chiesa lo sa, però le fa comodo perché così nessuno li disturberà e roba del genere. Vabbè, a parte questo che invece voglio dire, quando hanno messo in carcere due sindaci del Meridione, uno della Calabria, l'altro mi pare delle Puglia, non so che, non hanno detto in televisione del PD o di Forza Italia, no, solo quando c'era Lega, leghista. Vero. Leghista. Ecco, gli altri due che sono stati 2 mesi fa, è successo, io ancora oggi non so di che partito sono. Poi l'hanno detto una volta solo, via veloce, invece no, c'era ieri, poi ieri sera pure, insomma. E poi c'è un fatto, ricordatevi cari leghisti, quelli che non avete più votato la Lega, che la Lega dà fastidio perché sarebbe un partito vero che saprebbe cambiare l'Italia, ma non glielo permetteranno mai. Grazie Chiaro? Montecatini, un abbraccio. Forza Italia è un partito finto, lo dicevamo tanti anni fa, di plastica. E quest'altro, certo che mandare soldi a Zelensky, comprare armi, dare soldi, mini stipendi più contributi e sussidi, una giostra infinita di sprechi che non produce niente. È ovvio che poi non ci sono i soldi per i fondi per aumentare i servizi e la sanità. Non basteranno mai i soldi delle nostre tasse che stiamo pagando in questi giorni, e sono tanti, se poi si sperperano così. Ha ragione Cambi, Carlo Cambi, in onda, lo sapete, in settimana, proprio con Giulio Cainarca. Un'altra chiamata, 029294 Pronto? 7222. Ciao, buongiorno. Pronto? Ciao. Buongiorno, sono Giulia. Sì. Allora, a proposito della vergogna che i nostri poliziotti devono pagare gli avvocati, no? Che adesso ci stanno mettendo mano, spero, a questa legge, perché è veramente una vergogna, sì. Mentre noi paghiamo avvocati per tutta la feccia del mondo che è venuta ad invaderci, che ha ridotto la nostra Italia e le nostre città come delle fogne, gli paghiamo gli avvocati. Forse bisognerà anche vedere di così che business che c'è sotto, perché lì mi sa che è tutto un intrallazzo, tutto un giro tra magistratura, avvocati e compagnia bella. Lì bisognerebbe andare a fondo e capire anche lì che schifo c'è, perché la fogna veramente c'è dappertutto. Niente, voglio soltanto chiarire che sarebbe ora che un governo serio proteggesse i suoi collaboratori e non proteggesse tutta sta gente che bisogna giustificare a tutti i costi. Non capisco che giustificazione possono avere. Noi abbiamo iniziato da bambini a lavorare, ci siamo spaccati la schiena, abbiamo creato una bella Italia e adesso ci troviamo nella fogna per l'invasione che hanno praticamente fomentato. Ti ringrazio. Bravo. Ti saluto. Brava. E ricordiamo questo fatto che è indagato il carabiniere che stava guidando l'auto e che poi è successo quell'incidente al ragazzo nel corvetto. Perché è stato indagato? Atto dovuto, si dice. Secondo me, per tenere buona la gente, che infatti da quando è risultato indagato il carabiniere si sono fermati, non hanno fatto più niente. Ma domani ci sarà la manifestazione antirazzista con gli antirazzisti in corvetto. Cosa c'entra il razzismo? Punto di domanda. L'ultima chiamata, pronto? Buongiorno Sammy, ciao. Prego. Volevo ringraziarti, ma mi diverto davvero tanto perché volevo anche ringraziare la signora ultima che ha chiamato. Non si preoccupi signora, ancora 3 settimane e verrà buttato via magistratura, bambino e acqua sporca. Arriva da est e da ovest e queste persone che noi adesso si fanno finta di fare la guerra l'uno l'altro, no? Culetta e 20 euro, cioè non ne resterà più neanche una politicamente. Arriva da est e soprattutto da ovest fra 3 settimane. Buttiamo via bambino e acqua sporca. Grazie signora Bonarde, grazie Sammy, arrivederci. Grazie, arrivederci. Noi ci vediamo domani a Varese, Piazza Podestà, congresso della Lega per eleggere i delegati che poi voteranno il 15 di dicembre. No, non parlo, mi chiedete se parlo, ma ti immagini, tanto mi riconoscete dalla capigliatura. L'ultimissima telefonata, pronto? Pronto? Quella. Ciao Sammy. Ciao. Niente, io volevo dirti una cosa. Allora,
questo qui è un chiodo che c'è sempre. La sinistra, se non crea miseria, non ha senso di esistere, perché lei deve creare casino per poter arrivare, e fra poco vedrai che spolveranno le camicie come le hanno messe via, perché loro hanno sempre gli abbigliamenti double face, hai capito? Riguardo a Tajani, Forza Italia, molte elezioni dei sindaci o dei governatori regionali, la Forza Italia ci ha sempre remato contro, ci ha sempre votato contro. Quando sapeva nel primo turno abbiamo guadagnato molti di voti col ballottaggio, e nel secondo turno la Forza Italia ci ha sempre voltato la schiena e ha votato sempre contrario. Grazie, facciamocene una ragione, quelli di Forza Italia ci vogliono all'angolo per poi darci la colpa se cade il governo, una storia già vista. Peace and love a tutti quanti da Sammy Varin, troverete tra pochissimo il podcast di questo programma sul sito radiolibertà.net, approfittate anche per farci un bonifico per Natale. Peace and love, io torno questa mattina alle 11, Potere al Popolo, altri ospiti e pure la musica indipendente. Avete ascoltato la rassegna stampa.